Oggi è il giorno di Sant'Adriano. Adriano viene dal latino e si riferisce ad Adria, oggi piccolo centro in provincia di Rovigo, ma anticamente un'importante città da cui prese il nome il mare Adriatico. Dunque Adriano significa nativo di Adria. L'8 luglio si celebra la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Un'occasione per aumentare la consapevolezza sullo stato di salute del Mare Nostrum e sui pericoli che lo minacciano. Pur avendo solo una superficie di circa l'1% di tutti gli oceani, ospita oltre 12.000 specie marine, tra il 4 e il 12% della biodiversità marina mondiale. In Italia vige il terrore, sono gli anni di piombo e il paese è ancora profondamente scosso dall'omicidio di Moro. Sono i tempi in cui viene eletto presidente Sandro Pertini, un uomo diretto e schietto che ha combattuto tra i partigiani e che la gente comune sente vicino. Il 16° scrutinio, l'8 luglio del 1978, è quello risolutivo. Pertini sale al Quirinale con 832 preferenze su 995 votanti, un record di consensi. Sapevate che i pipistrelli sono gli unici mammiferi in grado di volare? Fino ad oggi gli scienziati hanno identificato oltre 1100 specie diverse di pipistrelli, che rappresentano circa un quinto di tutte le specie di mammiferi esistenti sul nostro pianeta. Lo sapevate che alcune specie imitano il suono dei calabroni per spaventare e allontanare i predatori? Buongiorno ai 12. Oggi la notizia del giorno è l'entrata di Urano nel segno zodiacale dei Gemelli, il pianeta responsabile della forza di decisione, dei venti e dei cambiamenti, finalmente entra in un'area compatibile alla sua natura, quella area dei Gemelli, lasciando i recinti del Toro per dare un più largo respiro alla sua personalità assolutamente trascinatoria. Cosa accade nello zodiaco? Ariete. Finalmente Urano diventa amico dalla vostra parte e si pone in una condizione zodiacale per cui voi Ariete sarete capaci di dire di tutto. Ritorna una capacità prorompente a livello comunicativo del vostro segno zodiacale. Toro, finalmente liberi, l'uragano chiamato Urano è uscito dai vostri recinti, lasciando il vostro giardino e le vostre campagne libere di respirare senza l'incubo che tutto venga trascinato via ad ogni piè sospinto. E come promesso finalmente avete eroicamente superato 7 anni in cui non è stato per niente facile avere un pianeta incompatibile nel vostro segno. Ora gioite. Gemelli, il geniale Urano entra nel segno dell'intelligenza, il vostro cielo, quello dei Gemelli. Cosa volere di più se non questa accelerazione fortissima? Tra l'altro è stato accompagnato da Venere, quindi dei cambiamenti importantissimi che avverranno nella vostra vita sentimentale, che diventa più veloce, più coinvolgente e sorprendente. Cancro, Urano entra nella vostra area della 12ª casa. Questa configurazione è un po' magica, un po' strana, proprio perché questo pianeta che sa molto di futuro entra nell'area del vostro inconscio e delle vostre percezioni. Quindi, se già siete un po' maghetti e streghette, questo valore della vostra percettività viene amplificato all'inverosimile. Leone, finalmente Urano è compatibile, esce dalla quadratura, quindi tutti i progetti che avevate in mente, tutto quello che erano le vostre ambizioni, le vostre aspirazioni non saranno più stroncate da eventi che non potrete controllare. Per voi Leone è una liberazione che arriva dopo 7 anni in cui una giusta insomma non è andata, ma adesso potete utilizzare il potere del pianeta nell'ambito del vostro 11° campo ideale, quindi sfruttando bene le collaborazioni, le amicizie e il lavoro di squadra. Vergine, Urano entra in quadratura, entra in Gemelli, per cui questo rapporto, seppure tecnicamente non è proprio molto semplice, vi aiuterà moltissimo a sviluppare tecnica e a stabilire dei progetti in cui
l'ambizione è notevole, progetti comunque a lunghissima scadenza. Occhio ai cambiamenti che saranno a volte repentini e imprevedibili. Bilancia, Urano finalmente compatibile. Dopo Plutone, ecco il secondo amico dell'anno che vi ritrovate a sostenervi per affrontare le vostre vicissitudini. Urano, che è stato il pianeta dei cambiamenti in un'area un po' stagnante del vostro zodiaco, adesso torna a parlare, quindi cari Bilancia, siate pronti a lasciare il vecchio per iniziare dei progetti e delle vite totalmente nuove. Scorpione, anche per voi un giorno di giubilo, proprio perché Urano dopo 7 anni va via dall'opposizione che vi ha funestato. Per voi Scorpione non è stato per niente semplice, perché non solo Urano è incompatibile, ma era anche in opposizione, quindi cambiamenti che vi hanno stravolto e sconvolto adesso saranno solo un ricordo, quindi godetevi questa placidità e finalmente uscite fuori dalle ombre e dal guscio. Sagittario, Urano entra in opposizione. È quello che ci vuole dopo tanta stasi dettata da altre condizioni planetarie. Finalmente Urano dinamizza un po' le vostre vicissitudini. Sicuramente bisogna andarci cauti, perché un pianeta come Urano in opposizione, per voi che siete degli spericolati, vi invita a non essere troppo d'azzardo in tutta una serie di faccende. Capricorno, perdete l'appoggio di Urano, non è più in trigono, quindi la capacità di cambiare le cose, di prendere decisioni in maniera rapida viene un po' meno, ma è consono alla vostra natura, che è riflessiva ed è assolutamente capace di analisi anche lungimiranti nel tempo. Tornate insomma alla vostra normale velocità. Acquario, oggi la più bella notizia è proprio per voi: il vostro pianeta Urano, da nemico in quadratura e costretto nei recinti del Toro, finalmente si libera nell'area dei Gemelli. Tornate a essere geniali, comunicativi e finalmente via l'ansia dalle vostre vite. È stato un settennio molto complicato, con il vostro luminare costretto in un posto non compatibile. Adesso invece è in trigono e lo potete utilizzare come e quando volete. Pesci, inizia una quadratura di Urano. Per voi che siete i delicati e i sensibili dello zodiaco, dovrete fare un allenamento con cambiamenti repentini e cose intorno a voi che cambieranno in maniera molto rapida. In questi 7 anni si annunciano tanti cambiamenti sia in famiglia che al lavoro. Da questo momento in poi, soprattutto al lavoro, sarete capaci di operare tutti i cambiamenti che vi verranno in mente dall'oggi al domani. Le notti magiche di Italia 90. La Nannini è Bennato, la meteora di Totò Schillaci e la passione travolgente di un paese che spingeva i propri beniamini a cucirsi la quarta stella sul petto. Là doveva esserci l'Italia a giocare quella finale. Tutto sembrava andare in quella direzione finché l'Argentina di Maradona non ha fatto piangere gli azzurri nella semifinale di Napoli. Così a Roma, l'8 luglio del 1990, nell'ultimo atto del campionato del mondo di calcio, si sono sfidati i sudamericani e la Germania. A vivere una notte magica sono stati i tedeschi, vittoriosi 1-0 con un rigore calciato da Oliver Bierhoff negli ultimi minuti. Sul detto di oggi, Kevin Spacey ha fatto l'attore protagonista per ben 6 stagioni. Avete capito bene, stiamo parlando della celebre serie House of Cards, che come avrete ben capito è anche un idioms molto utilizzato dagli inglesi. La traduzione letteraria ci aiuta ed è chiara: una casa di carte. O possiamo anche dire castelli di sabbia. Chiaramente indichiamo fare cose prive di solide basi e che perciò sono destinate a non durare. Giuditta, che decapita Oloferne, è uno dei soggetti preferiti di Artemisia Gentileschi, la grande pittrice del Seicento che seppe affermarsi in un mondo maschile. Artemisia ci offre una galleria di donne forti: Giuditta, Cleopatra, Lucrezia, Susanna, eroine nella cui determinazione e nella cui sete di giustizia si riconosce. A 18 anni Artemisia era stata stuprata da Agostino Tassi, collaboratore del padre, anch'egli pittore. Violentata, ingannata con una falsa promessa di matrimonio, ha sostenuto con fierezza l'accusa contro l'uomo, sottoponendosi a interrogatori umilianti.
E giustizia ebbe, ma solo sulla tela. Il Tassi, anche se condannato, non scontò mai la pena. Artemisia nei suoi dipinti lo consegna a eterna infamia. L'inferno è vuoto, ma il mondo è anche pieno di persone meravigliose. Concentratevi sul bene che ci circonda. Vi saluto e vi aspetto domani. Buona giornata.